Eccoci qua, cari telespettatori. Allora, innanzitutto salutiamo subito i nostri ospiti, poi entriamo nel merito specifico del nostro approfondimento. Quindi, prima le signore, ben arrivata Nica Lister, Nilis, volontaria dell'associazione Gioca con il Cuore, e quindi complimenti, ma anche pittrice, quindi un'artista, che ci racconterà la sua storia, la sua arte, che cosa fa, e con il contributo e la grande importanza di partecipazione del dottor Giorgio Silvestrini, presidente dell'associazione Gioca con il Cuore. Buonasera. Entreremo proprio nell'iniziativa che avete svolto, quindi in qualcosa di veramente bello ed emblematico che è stato realizzato in una struttura per anziani qui di Padova, che però è solo un gesto, un segno, un simbolo, una qualcosa di quello che voi fate realmente, che è molto di più non soltanto, in questa è l'occasione per le persone anziane che comunque hanno bisogno di ritrovare un po' di gioia, di serenità quando sono anche proprio al termine della propria vita, quindi è giusto farlo, ma anche per i più piccoli, per i bambini che magari soffrono, sono malati oncologici, e quindi si apre uno spaccato di una realtà che esiste, che è anche emotivamente molto provante, tanto l'una quanto l'altra, a seconda di dove ci si trova dal punto di vista della familiarità con queste persone. Allora, Presidente, quando nasce questa associazione Gioca con il Cuore, perché nasce? E poi entreremo ancora di più per capire di che cosa fate. Allora, Gioca con il Cuore nasce ufficialmente nel 2017, dico ufficialmente perché prima ci occupavamo comunque di volontariato da sempre sostanzialmente, ma abbiamo ufficializzato le cose nel 2017 a seguito proprio dell'aver seguito una bimba che era una bimba con leucemia, che purtroppo oggi non c'è più, e avendo incontrato alcune difficoltà nel seguire questa bimba abbiamo deciso poi di far nascere un'associazione vera e propria per poterle seguire in maniera più consona e più adeguata. La nostra associazione nasce con uno scopo primario, cioè noi crediamo che tutti i bambini in qualunque situazione si trovino, tutte le persone in realtà in ogni situazione si trovino, ma soprattutto i bambini abbiano due diritti inalienabili, che sono il gioco e il sorriso. E questi sono dei diritti che ai bambini non dovrebbero mai essere tolti, appunto, neppure se la vita gli ha riservato un destino magari meno fortunato di altri. Quindi che siano malati, che siano bambini disagiati, che abbiano delle problematiche sociali diverse, non devono mancargli questi diritti. Per cui facendo volontario anche prima, ci accorgevamo, soprattutto frequentando gli ospedali, che mancavano proprio dei posti non ospedalizzati dove questi bambini potessero rimanere e passare qualche minuto del loro tempo, del loro ricovero ospedaliero. Da qui nasce l'idea di creare delle smile room, delle stanze del sorriso, per questi bambini, cioè creare un piano di umanizzazione alle cure che in ospedale qua stiamo vedendo alcune immagini, no, di questi spazi. Certo, infatti, quelli sono ad esempio dei portaflebo. Ecco, farsi una chemioterapia ad esempio per dei bambini attraverso un draghetto che dà due messaggi: il bambino sale su quel drago e lotta contro una malattia, ma lo fa in maniera simpatica, in maniera un po' meno fredda che non un palo d'acciaio che gli crea ansia e agitazione. In altri reparti abbiamo portato delle macchinine elettriche per poter portare i bambini a fare piccoli interventi. Questo è un acquario che abbiamo costruito all'interno della pediatria dell'ospedale di Milano. Questo ad esempio ci avrà colpito perché questo è sostanzialmente un montacarichi dove i bambini devono salire al primo piano ed era, come tutti gli ascensori, molto, molto triste e molto brutto. Invece così il bambino entra dentro in un acquario, c'ha Nemo, schiaccia il bottone di Nemo e sale poi verso quello che sarà poi la cura, perché noi non abbiamo ovviamente la pretesa di curare i bambini. Certo, sì. Ma curarli però nell'animo, cioè in qualche modo li allietate, li curate il cuore. Assolutamente, fra l'altro noi siamo molto attenti e seguiamo molto da vicino l'hospice pediatrico, che è una realtà molto particolare perché, come si sa, in hospice pediatrico vanno i bimbi o a fine vita o che sono affetti da malattie gravi, gravissime, e quindi il poter avvicinarci in un momento particolarmente complicato della vita di questi bambini e della famiglia che c'è dietro a questi bimbi in una maniera
un po' diversa, ludica, diventa un qualcosa che manca nelle strutture ospedaliere. Perché? Perché tutti nelle strutture ospedaliere sono portati a seguire il fare, devono fare le cure, devono fare gli esami, devono fare le terapie, giustamente, no? Pochi si occupano del non fare. Quando il bambino non fa queste cose qua, è un bambino. Sì. All'interno del bambino malato c'è un bambino sano che ha voglia di giocare, che ha voglia di ridere, che ha voglia di fare tutte quelle cose che i bambini più fortunati fanno quotidianamente. Come dice, prendo lo spunto per fare i complimenti in diretta alla professoressa Bernini, che è stata appena nominata commendatore di Stato da pochi giorni, dice: noi non abbiamo la pretesa di dire che i bambini inguaribili non ci sono, dobbiamo farcene una ragione. Esistono bambini che non si possono curare o che sono giunti al fine della loro esistenza. Noi abbiamo un dovere però di rendergli la miglior vita possibile finché sono qua con noi, e questo dovere ce l'abbiamo tutti. E noi cerchiamo, con il nostro naso rosso, che è una maschera che ci portiamo dietro anche a nascondere le nostre emotività quando incontriamo queste persone, cerchiamo di fare quello che ci riesce meglio, cioè farli sorridere. Questo impegno, anche questa idea di allietarli, perché giustamente noi non siamo medici, non siamo professionisti, scienziati, ricercatori, eccetera, però ci mettiamo quella parte creativa di noi che può servire. Com'è nata? Beh, nasce sostanzialmente il concetto, anche il nostro nome è una storia un po' particolare, cioè noi seguivamo questa bimba che le dicevo presso una casa dove, qua a Padova ce ne sono molti di case che accolgono i parenti dei bimbi che sono ricoverati in ospedale. E pochi le conoscono perché sono in realtà ovviamente a uso e consumo di questi familiari di bambini malati. E noi seguivamo all'interno di una di queste case una bimba, e là è scoppiato un televisore. È scoppiato un televisore perché queste case molto spesso vivono magari anche di aiuti, no? E scoppia questo televisore e questa suora che gestiva questa casa ci chiama e ci dice che succede questo evento. Noi lì per lì, vabbè, banalmente si dice: ok, comprerò un altro televisore, non è che ci voglia poi tanto, no? E dopo però ci siamo messi a riflettere, abbiamo detto: ma perché ci deve essere questa difficoltà? In quell'occasione io stavo facendo un torneo di poker sportivo, perché una delle mie passioni è il poker sportivo, ed ero all'estero, e vicino a me c'erano degli altri giocatori che erano impegnati in questo torneo. Hanno sentito questa telefonata e mi dicono: ma perché non ci giochiamo fra di noi questi televisori? Dopodiché il torneo di poker funziona banalmente che ognuno paga un buy-in, si chiama un ingresso, una tassa di ingresso, non è un gioco d'azzardo, quindi alla fine chi vince quello che è stato messo in posta, quindi le sa esattamente che cosa si gioca all'inizio e non può perdere di più, no? E a quel punto è venuta l'idea, abbiamo detto: ma perché non facciamo un tavolo fra di noi, mettiamo una posta in palio ognuno di noi e chi vince comprerà questi televisori. Io stavo assistendo a questi miei amici che stavano giocando insieme con me, ovviamente, e dicevo: guarda che bello, no? Nel mondo dello sport di solito c'è agonismo, c'è competizione, no? Si vuole arrivare sempre prima. Ho detto: guarda, questa è la prima volta dopo tanti anni che faccio questa cosa, che vedo giocare ma con il cuore. Non con lo spirito di arrivare primo, ma tutti volevano arrivare primo per donare. E questa è stata una cosa bellissima, da là fra l'altro il nome Gioca con il cuore. Qui vediamo un pulmino, tra l'altro. Esatto, e il pulmino, questo è un pulmino che abbiamo donato a una casa di accoglienza molto conosciuta qua a Padova, che è Casa Priscilla. E anche parlando con la nostra amica Nica Lister, bravissima nel disegnare, ci è venuta questa idea, abbiamo parlato un po', abbiamo detto: ma quale potrebbe essere il simbolo di questa associazione? E là è venuto fuori questo bimbo che è disegnato sul nostro stemma, che ha in mano un palloncino a forma di cuore. Perché? Perché quasi tutti pensiamo che i bambini malati sono nati malati, ma in realtà non è così. Il bambino malato normalmente è un bambino sano, che una mattina si sveglia e ha un problema, e da quel problema nasce tutta la vita, il calvario che dopo lo aspetta,
fino ad arrivare anche all'altro estremo. E la nostra vita è questa, cioè abbiamo in mano un palloncino, basta veramente niente, un alito di vento perché questo palloncino sfugga via, e da di là l'idea, che dopo ovviamente Nika è stata bravissima a trasformare sì, in immagine, di questo bambino che tiene in mano questo palloncino che basta un nulla per cambiare il corso della vita delle persone. Beh, bellissimo. Dopo parleremo delle tante attività, perché appunto voi scrivete ridere è una cosa seria. Molto seria. Esatto, che cerchiamo di capire cosa vuol dire ridere è una cosa seria, come anche è una cosa seria e impegnativa riuscire a far sorridere o ridere, perché non è così scontato, non tutti ce l'hanno nelle proprie corde, poi come lei ha detto prima, ha fatto capire, in certi momenti diventa difficile ridere, non ci sono atmosfere che conciliano questo tipo di stati d'animo, per cui entreremo un po' nello specifico. Voglio prima far conoscere ai nostri telespettatori invece l'artista, e quindi dopo entreremo anche nello specifico di che cosa ha fatto. Chi è quindi Nika Lister, Lis? Esatto. Nome d'arte, giusto? Io sono Nika, sono pittrice, sono laureata all'Accademia di Belle Arti a Venezia, nasco come pittrice classica, cavalletto, olio, arte astratta, figurativa. Dopo la laurea però mi sono avvicinata tanto al mondo dell'illustrazione e dopo sempre carta, acquarello, ho visto che la gente gli piacciono i murales, gli piacciono tanto, probabilmente perché sono molto accessibili, si vedono dappertutto, sono anche più grandi. Che abbelliscono le città dove ci sono degli abbelliscono le città e ho visto che c'è questa necessità e ho cominciato a fare piccoli passi, sto facendo i piccoli passi verso il mondo della street art, dei murales. Perché la street art è proprio un mondo. Sì, è proprio un mondo a parte che sta nascendo, crescendo tantissimo, piace tanto e mi sto trovando bene, insomma ho visto che la gente interagisce bene, che capisce i messaggi trasmessi. Ma non si vive di street art? Sì, certo che sì. Sì. Quindi ci sono dei lavori, vediamo un lavoro recentissimo, dopo ne parliamo, che vengono anche commissionati? Esatto, vengono commissionati o dai comuni o dai privati, dipende. Ah, quindi anche i privati ci dicono. Sì. Ecco, sta crescendo in certe realtà d'Europa, veramente sono diffusissimi e abbelliscono, veramente hanno cambiato la connotazione e anche i percorsi di certe città, no? Sì. Quindi dove c'è un pubblico più attento, più sensibile, più giovane, che cosa è necessario? Troviamo in alcune realtà, in Spagna, me ne viene in mente, ce ne sono di bellissimi tra l'altro, no? Ma non solo in Spagna, anche in altri paesi. Beh, i murales in realtà sono sempre esistiti e che visto che hanno una poca durata, perché comunque colore all'esterno sotto il sole sbiadisce. Quello è un peccato, veramente. Quello è un peccato, però è un dato di fatto. L'unica cosa che resiste al sole, tempeste, vento è il mosaico, quello che ancora vediamo in giro se andiamo per le città, e qualche pezzetto di affresco. Perciò adesso l'abbiamo un po' riscoperto con le bombolette spray, con acrilico, che è sempre una pittura a base di plastica che è più resistente, e si è un po' riscoperta questa forma d'arte. Penso che crescerà ancora di più perché le nostre vite si svolgono sulle strade, ci siamo sempre più tempo sulle strade, aspettiamo in macchina nella coda per andare in ufficio e nel frattempo perché non guardare una bella opera d'arte piuttosto che un muro grigio? Penso che la gente molto apprezza anche questo nuovo movimento, una nuova immagine delle città. E ci sono sempre di più festival della street art che sta crescendo. E quindi questo potrebbe dare molto adito a delle nuove iniziative. Ecco, abbiamo visto una bella immagine. Che cosa avete pensato? Così ci allacciamo anche a quello che avevamo visto, quest'albero che è stato realizzato di recente e anche inaugurato, quindi raccontiamo un po' cosa ci sta dietro. Allora, innanzitutto Nika è nell'ambito dell'associazione ovviamente la nostra referente artistica e molto spesso ci è capitato in situazioni di abbellimento di queste smile room di cui si diceva prima, di queste stanze del sorriso, di utilizzare degli street art per abbellire queste stanze. Perché il tutto nasce da dei progetti o con gli educatori o con gli stessi bambini dove si dice che cosa volete dei
dentro alla vostra stanza, cioè che cosa volete rappresentare dentro la vostra stanza. Infatti vedevo prima scorrere delle immagini di alcune opere che sono state fatte precedentemente, dove ad esempio dei ragazzi che sono degli adolescenti all'interno di una struttura avranno chiesto, combattevano, essendo dei ragazzi complicati, chiamiamoli così, combattevano una loro guerra personale, e quindi proprio Nika aveva disegnato in quell'occasione un drago e una bambina che combatteva contro questo drago, proprio per interpretare queste cose. Questi progetti nascono sostanzialmente così, cioè si nasce da un'idea. Nel caso specifico del Nazareth, che è dove abbiamo posizionato l'opera che è stata inaugurata ieri, che praticamente è una casa di riposo per anziani a Padova. Esattamente, noi seguiamo con altre iniziative che dopo magari ne parleremo. Questi ospiti vanno dalle loro stanze alla sala polivalente, che è fatta da una chiesa, da un teatro, quindi una bella struttura, hanno quasi 400 ospiti all'interno di questa struttura, quindi è molto grande. Hanno dei corridoi che utilizzano soprattutto d'inverno per non far prendere freddo agli ospiti quando li spostano da una parte all'altra. Teniamo presente che la maggior parte sono con mobilità ridotta, quindi sedia a rotelle o col trabatello, come viene chiamato, e li spostano in questi corridoi. Parlando con questi nonni, che noi andiamo a trovare ogni terza domenica del mese, cercando di portare un sorriso all'interno di questa residenza, ci dicevano, quando alcuni addirittura dicevano: ma io là sotto preferisco andare per fuori piuttosto che passare sotto il corridoio, perché sono corridoi molto lunghi, tutti bianchi, classici corridoi da struttura, e quindi ogni tanto vedevamo che mancava qualche cosa, che abbiamo fatto una riunione con questi nonni insieme con Nika e altri volontari della nostra associazione, e abbiamo detto: ma cosa vi piacerebbe avere qua all'interno di questi corridoi? Perché questo? Perché questa domanda? Noi abbiamo fatto questa domanda e ci siamo resi conto, frequentando questa residenza, che là dentro ci sono persone che nella vita hanno fatto tutti i lavori possibili e immaginabili. C'è una cantante, un'attrice, un industriale, un casalingo, ci sono tutte le attività del mondo. Queste persone, che erano abituate anche a gestire realtà molto complesse, dipendenti, personale, si trovano dalla sera alla mattina con qualcuno che gli stabilisce la vita. Ti devi alzare alle ore tot, devi prendere le medicine alle ore X, mangiare, tutta la vita programmata. Quindi nessuno gli chiede cosa vuoi, no? E allora là abbiamo detto: ma perché non chiediamo a loro che cosa vogliono? E parlando erano venute fuori due proposte. O le città del Veneto, perché chiaramente questi signori vengono da tanti posti, quindi Venezia, Rovigo, Verona, Padova chiaramente, oppure a Nika è venuta questa bellissima idea che dice: ma quando c'erano i nonni una volta, i bambini si facevano raccontare le fiabe, e queste fiabe erano delle leggende, ci si sedeva, non c'erano i tablet, non c'erano queste cose qua, ci si sedeva intorno a un tavolo e si raccontava la fiaba. Perché non raccontare una fiaba, una leggenda? E allora abbiamo fatto scegliere a loro, con tanto di votazione, quindi tutti si sono messi col loro bigliettino, potevano scegliere se fare le città del Veneto o una leggenda. Hanno optato per una leggenda. La Nika gli ha fatto vedere degli schizzi a queste persone e loro hanno deciso che cosa avrebbero voluto all'interno di questo corridoio. Da di là questo progetto si chiama il progetto del Calicanto, la leggenda del Calicanto, che racconta sostanzialmente la storia di questo albero, di questo uccellino che è un petirosso che vola di albero in albero senza trovare un riparo, finché non si posa sul Calicanto. Questo Calicanto lo avvolge con i propri rami, con le proprie fronde, quindi dà anche un senso di protezione, di casa. Ovviamente la leggenda vuole che il nostro Signore vede questo atto di gentilezza e vuole premiare questo albero, e gli dice: a te regalerò le stelle del cielo e te le darò in un momento in cui nessuno sarà bello come te. E infatti il Calicanto è l'unica pianta che fiorisce a Natale. E nei nostri giardini, nei giardini dei nostri nonni soprattutto, era sempre presente un Calicanto che con gli alberi spogli dalle foglie aveva questi fiori bianchi che sembrano stelle, e da di là Nika ha interpretato, ovviamente come sa fare lei, questi due alberi, prima
con le foglie e dopo con le stelle, e in mezzo ha messo 2 tavole, 2 tele dove c'è scritta proprio la leggenda del Calicanto, e noi speriamo che sia l'inizio di un percorso che poi permetterà di abbellire anche altri spazi all'interno di questi corridoi, in maniera tale, e ieri abbiamo avuto la più bella soddisfazione proprio da questi ospiti che ci dicevano: ci sembra di attraversare un giardino incantato. E questa è una soddisfazione grandissima. Bravissimo, cioè, vedere questi anziani, mi spiace usare questi termini ma non ne conosco uno di più identificativo, con gli occhi lucidi, che ti dicono adesso quando cammino di là mi sembra di passare attraverso un bosco fatato, è una cosa meravigliosa. Assolutamente sì. Ci toglie il pensiero, il respiro quando sentiamo queste cose qua, perché finalmente è diventato anche un punto di riferimento, no? Loro fra di loro dicono: ci troviamo dove ci sono gli alberi, ed è un corridoio, non è più un corridoio, no? Quindi ci troviamo sulla porta del corridoio, ci troviamo dove ci sono gli alberi, e questo è bellissimo, è stato apprezzato ovviamente dal Nazareth, che ringraziamo per l'opportunità che ci ha offerto di realizzare questa opera, ma soprattutto gli ospiti, perché a noi poi quello che interessa sono gli utenti le persone, finali, assolutamente. le strutture. No, ma questa è una cosa molto bella, che tra l'altro può essere anche mutuata, perché si è incominciato da piccole cose. Anche io sto pensando a tante strutture ospedaliere pediatriche per bambini, all'estero, meno anche da noi, poi hanno preso piede, dove si è ricominciato con i colori. Certo. Per gli anziani lo stesso, il colore, prima invece erano tutte strutture bianche, grigie, gli ospedali, eccetera. Certo. E poi iniziando col colore, poi pian pianino, progressivamente si sono messi i quadri. Basta pensare anche allo Iov stesso, dove avevano appeso alla parete, no, dei quadri, e questi tocchi di colore effettivamente le persone che stanno in attesa, che non è che stanno là aspettando momenti felici, però il colore attiva una sensibilità diversa, fa sognare, insomma è una cosa molto molto bella e importante. Emozione, che è quello che ci manca, che è quello che manca a noi tutti, in certi anni. Comunque iniziare anche, avete iniziato da dei più piccoli, ma anche a pensare terza età o persone malate, le strutture con degli artisti come lei, che quindi acquisisce anche, oltre che dal punto di vista morale, una soddisfazione anche oggettivamente, un riconoscimento molto molto bello. Torniamo su questi temi, io vi interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità che incombe, tra poco ci rivediamo.